Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Buongiorno ai radioascoltatori, ai telespettatori. Vi parlo da Radio Conegliano, Veneto Globe. Oggi, parlando di grafologia, cercherò di approfondire questo argomento parlandovi della storia della grafologia, di chi sono i personaggi che sono stati particolarmente attenti, gli studiosi, e al giorno d'oggi come usiamo, che cosa facciamo di questo strumento, di questa possibile analisi della scrittura per capire l'individuo. Abbiamo visto come è spontaneo per l'individuo lasciare dei tracciati, lasciare un qualcosa, un proprio scritto. Già all'epoca dei Romani, parlando di storia, all'epoca dell'imperatore Augusto, cercavano di capire dalla scrittura quale fosse l'atteggiamento, quale fosse la situazione psicologica o emotiva dell'imperatore. Ma non c'erano ovviamente degli strumenti per poterlo interpretare, ma la curiosità c'era. Si cercava di guardare dalle missive per capire qualcosa di più. Così, fino al 1600 circa, Camillo Baldi, che era un docente dell'Università di Bologna, iniziò con un trattato come da una lettera missiva si conoscono la natura e la qualità dello scrivente. Arriviamo poi al Settecento con Lavater, un teologo svizzero, studioso soprattutto di fisionomica, quindi del volto e del capire il temperamento attraverso questo, ma anche dalla scrittura. Sarà poi nel 7-800 in Francia, nazione dove è particolarmente usata questa materia, tramite l'abate Ippolito Michon, di trovare l'approfondimento. Questi abati erano particolarmente curiosi, erano molto intrigati nel cercare di capire, probabilmente dalla cultura dell'amanuense che trascriveva, come voi sapete, un po' i codici, i libri antichi. Si è arrivati quindi a voler cercare di capire qualcosa di più, di andare oltre quindi la forma della scrittura. Ecco quindi l'abate Michon, ma soprattutto poi nell'Ottocento Crépy-Jamin, sempre in Francia, ne fa una serie di studi attorno alla forma, cercando di guardare soprattutto singolarmente le lettere. È un insieme piuttosto frammentato che non dà però un profilo preciso dello scrivente. Saranno i successivi studiosi ad approfondire questa materia. In Svizzera, Pulver, che parla e dice chiaramente: con la scrittura ognuno fa il proprio autoritratto. Quindi, scrivendo, l'individuo mette nero su bianco la sua condizione, il suo temperamento, ma anche la condizione emotiva del momento. Sarà in Italia il padre Girolamo Moretti, che è un po' il fondatore di questa scienza. Teniamo conto che grafologia è una scienza umana. Perché? Perché si rappresenta, perché può ritrovare conferma anche con altre scienze come potrebbe essere la psicologia, umana però e quindi sempre condizionata, non è una scienza precisa. Che cosa fa Girolamo Moretti? Girolamo Moretti, un frate particolarmente intrigante, curioso, osservava il comportamento, la gestualità dell'individuo. Ha raccolto circa 200.000 scritture che ha classificato, messe insieme per delle cose che li accomunavano, determinati segni, il segno che è un indice. Ha messo insieme tutto questo e ne ha fatto
circa un centinaio di questi indici e per ogni indice corrisponde un particolare segnale, accorgimento dell'individuo. Come vi avevo detto precedentemente, la cosa più elementare da capire è il segno curva, che è il segno della generosità, piuttosto che l'angolo, dove c'è reattività. Vi ricordo che nella mia intervista appunto vi avevo precisato che il segno curva è il segno dell'abbraccio, dell'altruismo, dell'affetto, del sentimento. Il segno angoloso è l'angolo che noi creiamo nella postura che abbiamo quando possiamo dare un pugno o quando facciamo il braccio di ferro, cioè una resistenza. Ecco, questo tipo di atteggiamento che noi abbiamo, questo movimento che noi abbiamo col braccio, lo avremo anche nel momento in cui andiamo a scrivere. Girolamo Moretti basa un po' tutti i suoi segni con questi due. È curva o è angolo? Quindi la predisposizione dell'individuo qual è? Alla generosità, all'altruismo, curva, oppure è reattivo, chiude, non c'è altruismo, c'è una forma egoistica, ecco angolo. Tutto ovviamente non si ferma a questo, perché non possiamo classificare soltanto l'individuo per questi due segnali. Sono due segnali particolarmente importanti, dovremo tenerne conto nelle combinazioni con gli altri segni. Particolarmente importante però nella storia è poi il discepolo di Girolamo Moretti, che è Nazareno Palaferri, il quale ha esteso lo studio cercando di inserire, di collegare questi segni grafici, questo che denotano appunto il comportamento, con i temperamenti ippocratici. Quindi andiamo a legarci ad Ippocrate, 400-370 avanti Cristo, che definiva gli individui sulla base degli umori. Quindi troviamo il linfatico, il nervoso, il sanguigno, il bilioso. Classificazione ancora oggi estremamente attuale. Che cosa ha fatto Nazareno Palaferri, allievo appunto di Girolamo Moretti? Ha cercato di trovare quei segni corrispondenti ai biotipi, ai temperamenti ippocratici, per cui ha definito la curva più vicina al temperamento linfatico, all'angolo reattivo più vicino al temperamento bilioso. Ovviamente non ci sono classificazioni così rigide, però è importante perché ognuno di noi ha un temperamento che predomina sull'altro. Ed è importante perché alla base di questo ci può essere l'evoluzione del nostro carattere. Il carattere del biotipo nervoso, per esempio, sarà particolarmente sollecitato da tutto ciò che è esterno, sarà particolarmente intuitivo. E qui Nazareno Palaferri si va a collegare anche alle funzioni junghiane, alle funzioni del sentimento, del pensiero, dell'intuizione e della sensazione. Ecco che quindi noi andremo sempre di più ad avvicinarci, mettendo insieme questi studiosi del carattere quindi, e del temperamento, più avvicinarci allo scrivente, daremo quindi più informazioni. La grafologia, la scrittura, in questo caso, ci aiuterà a classificare l'individuo. La scrittura lenta, calma, sarà più vicina al linfatico che per sua natura pondera le situazioni, ama la stabilità, ama la buona cucina, la compagnia, quindi già noi potremo vedere da questo segno quale sarà anche il suo, nell'inserimento lavorativo, quale potrebbe essere il suo ruolo. Sarà una persona particolarmente adatta a un lavoro rutinario, lavoro che non potremo sicuramente dare a un biotipo nervoso, dove la funzione dominante junghiana sarà l'intuizione, la
La sua scrittura sarà particolarmente esagitata, disordinata, proprio perché il movimento grafico è costantemente sollecitato dall'impulso del cervello a modificarsi, a cercare qualcosa di nuovo. È il carattere dell'instabilità, ma della grande intuizione. Il sentimento invece avrà anch'esso una scrittura piuttosto ampia, perché abbiamo visto che l'abbraccio porta a una gestualità ampia. Molto colorata, molto pastosa sarà invece la pressione della sensazione. La sensazione è quella funzione, dice appunto Jung, che riguarda i sensi, quindi la vista, l'olfatto, l'udito, il tatto. Queste saranno le funzioni dominanti che porteranno appunto a una scrittura anch'essa un po' rallentata, ma con grande vigore, che è appunto la necessità di sentire, di vedere, di toccare. Questa sarà la funzione dominante. Allora vedete che dentro la storia della grafologia, che al giorno d'oggi addirittura arriva a stabilire in base a questo e al temperamento ippocratico quali sono le predisposizioni alle malattie, noi possiamo già vedere in anticipo se ci sono dei segnali, perché sapete che prima il segnale arriva dal cervello, prima che si somatizzi il male, per vedere appunto quali potrebbero essere gli interventi sull'individuo per poter fare una prevenzione o per poter curare. Ecco che quindi il grafologo potrebbe essere di grande aiuto per il medico curante, ma non solo per il medico normale, ma anche per lo psicologo, per lo psichiatra, perché le tensioni, e lo troviamo soprattutto per il biotipo nervoso, possono portare a uno squilibrio appunto del sistema nervoso e dare dei segnali di patologie. Potremmo vedere il disturbo borderline, potremmo vedere gli stati depressivi, i grandi stati d'ansia, e lo troveremo per esempio dal ravvicinamento delle lettere, cosa piuttosto frequente nei giovani d'oggi, negli adolescenti. Sono in uno stato d'ansia, ricevono troppe sollecitazioni dai genitori, attento, 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 devi fare attenzione. Le lettere arrotondate, perché c'è fondamentalmente un atteggiamento di generosità nei giovani d'oggi, di adattabilità all'ambiente, però con lettere particolarmente ravvicinate, poiché ogni lettera definisce un io, una persona, e la lettera successiva definisce il tu, ravvicinare in modo eccessivo, quindi non dare spazio tra una lettera e l'altra, sta a dimostrare che c'è uno stato d'ansia. Non mi fido troppo, sono ansioso, non so se posso fidarmi dell'altro. Quindi vedete come procedendo nella storia si arriva sempre più vicini all'individuo, a darne un profilo più completo. Dal semplice scarabocchio del bambino, che indica la relazione soprattutto con la figura materna, alla ricerca di propria autonomia, alle proprie predisposizioni, alla possibilità di trovare spazio in un lavoro che è pertinente in base alle mie attitudini, cosa che si può vedere appunto dalla scrittura, in modo che questa materia possa venire usata per rendere l'individuo il più adatto possibile alla sua realtà, perché possa realizzarsi nel migliore dei modi. I limiti, le patologie, dalla scrittura noi al giorno d'oggi le troviamo grazie appunto agli studiosi che continuano sempre di più ad avvicinarsi all'individuo e a tutte le sue sfaccettature, tenendo conto del contesto in cui l'individuo vive. Con questo io saluto tutti i telespettatori, i radioascoltatori. Ritornerò la prossima settimana sempre parlandovi dell'individuo
e cercherò di parlarne, di suddividere in equilibrio fisico, il senso del sé, equilibrio psicologico, rapporto con l'altro, il sentimento, l'azione e così via. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata. Renato Pasqualotti da Radio Conegliano, Veneto Globe. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.